1 Corinzi capitolo 11. O vestimenta è femmina. Copiate rinda la vita vostra che faccio proprio come mi sto copiando la vita di Cristo. Ma voglio allutare perché rinda ogni occasione per stare ricordate me e perché state mantenendo rinda il cuore vostro tutto che l'imparate che vi faccio fatta conoscere. Voglio pure capire a sapere che è stata cosa. Cristo è il capo di ogni persona, il marito è il capo della moglie e Dio è il capo di Cristo. Se non mi smette a pregare o a pregare la parola di Dio, treno il cappello suo in capo, faccio brovognare il capo suo che è Cristo. La femmina invece si smette a pregare o a parlare a nome di Dio per far conoscere la parola di Dio senza tenere niente in capo, faccio brovognare il capo suo. Perché è come se essa non tenesse nessuno cappello in capo. Se non si va a comigliare a capo suo con un velo, si facesse pure fuoco rosso. E se una femmina si piglia scuola e sta a capo sua arrasata, si mettesse per questo un velo in capo. All'uomo non le serve a comigliare a capo sua, perché è figura a roli e Dio. La femmina invece che a roli è l'uomo, perché non è l'uomo che è stato fatto alla femmina, invece è la femmina che è stata fatta all'uomo. E poi non è stato creato l'uomo per la femmina, ma la femmina è stata creata per l'uomo. Per tutte queste ragioni, pur per motivo è l'angelo, la femmina da portare sempre in capo un mirche che è l'appartenenza sua all'uomo. Con tutte queste, innanzi al Signore, la femmina non esiste senza l'uomo e manca l'uomo può esistere senza la femmina. Perché se è vero che la femmina è stata creata all'uomo, è pure vero che ogni uomo nasce una femmina e che tutte e due vengono a Dio che ha creato tutte le cose. Giudicate voi stessi. È una cosa buona, secondo il parere vostro, che una femmina si mette a pregare senza si mettere un velo in capo. La natura stessa ci fa imparare che non è una cosa buona che l'uomo portasse nei capelli lunghi e una femmina invece può essere a rolia sua quando tiene una capigliatura assai lunga, perché questa la serve come un velo. Se poi qualcuno volesse ancora chiedere un po' stufato, ad sapere che noi e tutte le chiese nostre non mettiamo in pratica un comportamento diverso da questo. La celebrazione della cena del Signore. Veramente saranno a voi tutte queste istruzioni, non vi posso salutare che rende l'adunanza vostra, non gli ha lasciato un meglio, ma un peggio, perché oggi sentite e dicere che quando va cucchiate rende l'adunanza, ci stanno spartenze fra voi, e credere che questa cosa potesse essere vera, perché a volte queste spartenze sono necessarie, perché così si conosceranno meglio chi che sono i cristiani, ovvero in mezzo a voi. Ma quando venite insieme alla verità, la cena vostra non è la cena del Signore, perché quando vi state vicino a tavola, ognuno fa impresa a mangiare quello che ha portato questo. E così succede che veramente certi si muoiono di fame, altri invece sono già imbriachi. Ma chi? Non potete invece mangiare e vivere a casa vostra, perché smertiate a chiesa e Dio e regnite sbrovogni tutte le pezzinde. Che va a dire? Avessi salutato per questo? Certo, per questa cosa non vi posso proprio salutare. L'istruzione della cena del Signore. Io ho avuto il Signore che ha fatto conoscere a voi, rinda che l'ha notato quando venite traduto. Gesù, o Signore, pigliai il pane, a ringraziare Dio, spezzai la ricetta, chi sia il corpo mio che è stato dato per voi. Facete questo e ricordate per me. Dopo che visionata facette la stessa cosa con il calice, l'afferrai rinde in mano sua ricetta, che su calice l'alleanza nuova fissata rinde il sangue mio. Ogni volta che voi parrite, facetelo sempre per ricordare me. Perché ogni volta che voi mangiate questo pane, ogni volta che vivete questo calice, voi rendete presente la morte del Signore, sino a quando tornerà una volta. Perché sarete a voi, che si mangia il pane del Signore e se voi il calice suo con vanità, faranno peccare mezzo corpo e il sangue del Signore. Ognuno perché facesse una buona samana e coscienza con lei se stessa e poi si mettesse a mangiare il pane e aveva rende chi lo calice. Perché se si mangia chi lo pane e si aveva chi lo calice senza pensare che è il corpo del Signore, si mangia e si aveva che condanna soia. Per questa ragione ci stanno in mezzo a voi parecchi chi ne malanno e malattie e parecchi sono già morti. Perché se si faceva una buona samana e coscienza con a noi stessi, potremmo pure sfui a rendere la condanna a Dio. E poi, se il Signore non ci castiga, o fa solo per ci far derezzare e per non ci condannare insieme comune. A così riga voi, frate miei, quando venite insieme per fare la cena del Signore, aspettatevi l'uno con l'altro. Se qualcuno può morire di fame, mangiasse a casa sua.
A così dia non vi castigherà quando va cucchiarite tutti insieme. Tutta la di questione puoi mettere già a posto quando ve ne arraggia miezza voglia.